L'onorevole Erika Mazzetti di Forza Italia, venuta ad Agrigento in occasione del congresso di Forza Italia che si è svolto recentemente, ha presentato un disegno di legge sulle isole minori. La parlamentare azzurra, componente dell'ottava Commissione Ambiente, afferma che l'Italia deve dotarsi di una legge concreta sulle isole minori perché nella nostra Italia sono composte da 35 comuni del territorio di 7 regioni e vi abitano circa 200.000 persone che ci chiedono a gran voce, afferma la Mazzetti, di intervenire per rispondere ai problemi urgenti come lo spopolamento, l'immigrazione e creare una dotazione organica adeguata, ma non solo. Nella proposta di legge della parlamentare azzurra si chiede di favorire la promozione in Italia e all'estero del marchio delle isole minori, già istituito dall'Associazione Nazionale dei Comuni, l'ANCIM, al fine di tutelare e valorizzare i prodotti agroalimentari tipici di ciascuna isola, al fine di armonizzare le politiche e di verificare il raggiungimento degli obiettivi. L'onorevole Mazzetti ha proposto l'istituzione di un comitato istituzionale per le isole minori, composto da rappresentanti dei territori, visto che le imprese sono fondamentali per lo sviluppo di una comunità e di un territorio. Prosegue la parlamentare: ho previsto la possibilità per le imprese che abbiano o stabiliscono la propria sede legale e operativa di stipulare una nuova forma contrattuale di lavoro denominato contratto speciale per le isole minori di durata triennale, che riconosce uno sgravio contributivo del 100% purché impiegano il lavoro per 8 mesi per ognuna delle 3 annualità. Nel testo si propone inoltre di effettuare una ricognizione infrastrutturale volta a definire gli interventi risolutivi necessari. Massima attenzione infine è data alle risorse idriche, prevedendo anche la realizzazione di dissalatori. Sono proposte che impatteranno positivamente sulla vita delle comunità isolane, conclude l'onorevole Mazzetti.